Registrati 823 contagi in un giorno, mai così alti dal 16 gennaio. Tutto il Friuli Venezia Giulia è declassato da lunedì a zona arancione. Il governatore Fedriga apre a tutti i vaccini, Sputnik compreso. Ultimo giorno in provincia di Udine di zona gialla, serrande abbassate dalle 18 per baristi e ristoratori. Esercenti disperati, la regione rimpingua ristori per un totale di 21 milioni di euro. Max operazione della Polizia di Stato di Trieste, nel mirino alla rotta balcanica, smantellata una cellula di cittadini extracomunitari dediti al traffico di esseri umani. Uno degli arrestati era collegato a un terrorista di Londra. Aveva imbrattato con pennarelli e bombolette spray tavoli, serrande e muri del centro storico di Udine per circa 90 volte. Denunciato un giovane che aveva anche aperto un canale social per far ammirare le sue imprese. Ancora medaglie mondiali giovanili in svolgimento in Austria. Sara Scattolo, Di Fonia Volti e Fabio Piller-Cotter conquistano il bronzo nelle rispettive staffette del biathlon. Buonasera e benvenuti con l'informazione serale di Telefriuli. Avete sentito quindi dai titoli che tutto il Friuli Venezia Giulia da lunedì sarà zona arancione. Ufficialità del passaggio arrivata nel pomeriggio dal ministro Speranza. Nel weekend invece il Friuli Venezia Giulia sarà bicolore con Udine e Gorizia, le ex province, in arancione già da domani. Primo servizio della giornata. Il Friuli Venezia Giulia da lunedì sarà tutto in zona arancione. L'ufficialità è arrivata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha comunicato il passaggio di colore al governatore Massimiliano Fedriga. Il cambio di fascia, ha precisato Fedriga, è riconducibile non tanto all'indice RT, che si attesta a 0,92, quindi sotto la soglia critica di 1, quanto al repentino e vistoso aumento dei contagi, che ci colloca a rischio alto. Nel weekend, dunque, la regione sarà bicolore, con Udine e Gorizia già in arancione da sabato e le ex province di Pordenone e Trieste ancora in giallo, fino alla mezzanotte di domenica. Da lunedì tutta la regione sarà zona arancione, con didattica a distanza per le scuole medie, superiori e università. Ricordiamo che in zona arancione bar e ristoranti possono lavorare solo per asporto. Ci si può muovere all'interno del proprio comune, salvo necessità di lavoro, salute o emergenza. Resta consentita una visita al giorno per 2 persone, più minori di 14 anni o persone non autosufficienti, in un'abitazione privata, dalle 5 alle 22. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti ci si potrà sempre spostare nel raggio di 30 km, ma non verso i capoluoghi. Brutte notizie arrivano nel frattempo oggi dal bollettino sanitario in Friuli Venezia Giulia, che fa registrare in totale 823 contagi, 575 su 6.896 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 8,34%, 248 i casi invece su 3.234 dei test rapidi antigenici, percentuale del 7,67%. Si tratta del dato più alto di positivi dal 16 gennaio. I decessi registrati sono 12, ricoveri nelle terapie intensive 64, quelli in altri reparti sono 396. E ora ci trasferiamo nel centro cittadino di Udine, perché da pochi minuti si sono abbassate le serrande dei vari bar e ristoranti e sarà così per i prossimi 15 giorni, chiusi proprio per la zona arancione. In collegamento con noi dovrebbe esserci Paola Treppo. Sì, eccoci, siamo a Udine in centro, dove i locali ormai hanno chiuso e tanti sono stati i giovani, meno giovani, insomma tantissime le persone che hanno voluto farsi l'ultimo aperitivo prima della zona arancione, che sappiamo durerà per 15 giorni, almeno per 15 giorni, con Max Massimiliano Bernardi dell'Osteria Alfagiano. Vediamo com'è andata quest'ultimo drink. Buonasera a tutti. È andata che c'è stato un po' un assalto, no? Come era abbastanza previsto, visto l'ultimo giorno utile per bere un bicchiere in compagnia. E niente, è stato l'ultima oretta un po' difficoltosa da gestire, ma ce l'abbiamo fatta. Come vedete abbiamo già sgomberato tutta la piazza e mandato tutti a casa. Ecco, vediamo se i clienti sono stati rispettosi delle normative.
Sì, siamo fortunati, abbiamo una bellissima clientela che ci aiuta sempre, quindi sì, posso dire assolutamente sì. Ecco, abbiamo visto poco prima della chiusura anche il passaggio di una pattuglia della polizia locale del capoluogo friulano per la sorveglianza del rispetto delle disposizioni e delle normative per il contenimento della pandemia, insomma per vedere se tutti i locali avevano chiuso in orario. Un rapporto importante anche quello con le forze dell'ordine. Importantissimo, di collaborazione soprattutto, perché se sforiamo di qualche minuto con la chiusura perché dobbiamo mandar via la gente, è giusto che ci sia comprensione da parte loro e dal nostro canto ce la mettiamo tutta per rispettare gli orari, ecco. E allora ringraziamo Massimiliano Bernardi per la sua disponibilità e insomma ci rivedremo per un drink alla riapertura della zona gialla che insomma potrebbe essere già tra 15 giorni, però potrebbe anche prolungarsi. E qui da Udine ti restituisco la linea. Grazie a te Paola, proseguiamo con il nostro telegiornale perché ci sono notizie proprio per baristi e ristoratori ma anche le altre categorie penalizzate da queste zone arancioni. Infatti la giunta regionale ha approvato in via preliminare un nuovo provvedimento ristori per un totale di 21 milioni di euro e 400 mila. I beneficiari sono soggetti che hanno subito una perdita del fatturato uguale o superiore del 20% confrontando l'importo medio mensile del fatturato al 31 dicembre 2019 con l'importo medio mensile del fatturato al 31 dicembre 2020. Gli importi variano da 500 euro, per esempio gli agenti rappresentanti del settore tessile, a un massimo di 10.000 euro per un totale di 60 posti. Bar e ristoranti avranno un contributo rispettivamente di 2.000 euro per i bar e 2.500 per i ristoranti. Di fronte a questo ulteriore sforzo richiesto ai cittadini e alle imprese, la Regione non poteva far mancare il proprio immediato supporto al commento dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini. Poi c'è un'altra delibera di giunta che conferma l'importo di 48 milioni di euro destinato a lavoro, attività economica, istruzione e formazione con dispositivi digitali. Strutture sanitarie in allerta per l'incremento repentino dei ricoveri collegati al Covid. L'azienda sanitaria del Friuli Centrale segnala una quarantina di casi solo negli ultimi 4 giorni. Andiamo a vedere. Le varianti del Covid contagiano con maggiore velocità, tant'è che il ricorso agli ospedali dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale sta crescendo in maniera preoccupante. Abbiamo il problema che c'è una grossa velocità con la quale praticamente stiamo occupando i posti letto presso non solo il presidio di Santa Maria, ma purtroppo anche nei presidi periferici sia di Palmanova che San Daniele. Praticamente 40 posti in pochissimi giorni. Il problema è che l'età media si è abbassata e anche in molti casi la richiesta di necessità di terapia intensiva rispetto al passato sta aumentando il bisogno. Le disponibilità come posti di osservazione presso i pronti soccorsi sono numeri che cominciano a essere importanti ma non elevati come il periodo di novembre-dicembre. E preoccupa anche la situazione per gli interventi programmati. Noi stavamo cercando di riattivare tutta una serie di prestazioni. Ora, alla luce dei dati degli ultimi giorni, forse dovremo ridurre di nuovo una serie di attività. Il bisogno di posti letto di intensiva mi aumenta e fa bisogno di alcune professionalità che devo dirottare da interventi operatori. E veniamo ora alla questione vaccini. Oggi c'è stato il primo vertice tra il governo e le regioni, è intervenuto anche il presidente Fedriga che ha chiesto certezza sui tempi e sulle dosi, ma anche l'ampliamento dei professionisti che possono vaccinare. Fedriga che ha anche aperto l'utilizzo di altre dosi di fiale, compreso dei vaccini, compreso anche lo Sputnik servizio. Primo vertice tra regioni e governo sulla campagna vaccinale. All'incontro erano presenti il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il generale Francesco Paolo Figliolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, oltre al ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini e al ministro della Salute Roberto Speranza. Certezza delle dosi dei vaccini e dei tempi, ma anche ampliamento dei professionisti che possono vaccinare. Sono i punti cardine dell'intervento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in videoconferenza assieme al vice governatore Riccardo Riccardi.
Il piano vaccinale, allo stato attuale, ha detto Fedriga, presenta un'applicazione diversa regione per regione, anche a seguito dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca che copre la categoria dei servizi essenziali, saltando l'area della vulnerabilità a cui sono dedicati solo Pfizer e Moderna. Fedriga ha poi sollevato il problema della mancanza di professionisti. Va ampliata la possibilità di estendere l'autorizzazione alla somministrazione anche ad altre categorie. Penso ai farmacisti, ma non solo. Un altro punto trattato da Fedriga ha riguardato la posizione geografica della regione al confine con Austria e Slovenia. Noi non transitiamo in quelle aree, ma da quelle zone si muovono per arrivare da noi e questo ci preoccupa. Fedriga ha poi ribadito l'importanza di vaccinare i più fragili e si è detto d'accordo sul fondo di solidarietà proposto, una sorta di scorta di vaccini per i territori che possono essere in difficoltà, ma la riserva, ha detto, deve essere indicata in base al target che ci assegnate. E da oggi è possibile prenotare i tamponi rapidi anche nelle farmacie della provincia di Udine. Ora le strutture si stanno organizzando per la fase operativa. Isabella Gregorato. Da oggi è aperta la piattaforma delle farmacie per la prenotazione di tamponi rapidi, ma ci vorrà ancora qualche giorno per la messa a punto completa del sistema. Dobbiamo ancora allestire un gazebo e avremo un'infermiera pronta, preparata per attuare questi tamponi e siamo a questo punto. Chi testerà i risultati? Il tampone rapido dà immediatamente l'esito dopo qualche minuto e dopo le cose andranno avanti appunto inserendo i dati. Nel territorio di Tavagnacco il centro di raccolta per effettuare il test è stato individuato nella farmacia comunale di Via Fermi a Feletto. Abbiamo numerosissime richieste quotidiane, numerose telefonate e per ora possiamo soltanto mandarli in altre strutture. Quando le faremo anche noi potremo attuarle e accontentare tutti, insomma. Voltiamo pagina, apriamo quella della cronaca, una maxi operazione fin dal mattino di oggi da parte della Polizia di Stato di Trieste ha permesso di sgominare una cellula internazionale dedita al traffico di esseri umani. Parliamo di rotta balcanica, un filo rosso collega il Friuli direttamente con Londra, ci dice tutto Andrea Pierini. 7 persone arrestate e altre 10 ricercate in tutto il mondo e questo è il bilancio di una complessa operazione di polizia che ha sgominato una cellula con sede a Trieste di cittadini extracomunitari che si occupavano di far arrivare in Europa stranieri, in particolare dal Kurdistan, attraverso la rotta balcanica. Le indagini sono partite da un approfondimento su un cittadino iracheno di 30 anni residente a Trieste, il quale aveva dei collegamenti con Ahmed Hassan alias Aziz Alyaf, uno dei 2 responsabili dell'attentato del 15 settembre 2017 a Londra, quando un ordigno rudimentale è stato fatto scoppiare nella metropolitana. La bomba aveva causato 23 feriti ed era stata rivendicata dall'ISIS. La Procura della Repubblica di Trieste, diretta da Antonio De Nicolo con il PM Massimo De Bortoli e la Digos del capoluogo Giuliano, supportati dal Servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno, nei giorni scorsi hanno arrestato 7 persone, di cui 2 in paesi europei, tutti cittadini iracheni di etnia curda. Un'altra decina di indagati, sempre stranieri, sono attualmente latitanti. Nel corso dell'indagine la scorsa settimana era stata perquisita anche la sede dell'associazione Linea d'Ombra ODV, gestita da 2 cittadini italiani che si occupa di curare i migranti che passano per Trieste. Al momento non ci sono legami tra l'associazione e la banda criminale. MFS, il trentenne, era la guida dell'organizzazione criminale e si spostava da Trieste, dove vi era una delle cellule del sodalizio, l'Olanda e la Germania, dove è stato arrestato. Le indagini hanno appurato come l'organizzazione era in grado di procurare anche documenti falsi dietro al versamento di ingenti somme di denaro. I migranti curdi provenienti da Iraq e Siria transitavano e facevano tappa a Trieste per poi essere guidati verso Germania, Francia e Nord Europa. Le indagini hanno documentato decine e decine di casi, tutti caratterizzati da ingenti pagamenti di denaro. La cellula triestina ha aperto anche delle basi logistiche nel nord Italia, tra cui Bolzano, dove sono state estese le perquisizioni. A tutti è stato contestato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A proposito di immigrazione, carabinieri della stazione di Prato hanno rintracciato e denunciato per violazione sulle norme dell'immigrazione 5 cittadini stranieri, un pakistano e 4 afghani di età compresa tra i 16 e i 28 anni. I giovani hanno detto di essere partiti alcuni mesi fa dai paesi di origine, giungendo in Romania a febbraio
Da lì hanno approfittato di un autotreno diretto in Italia e si sono poi allontanati a piedi all'insaputa dell'autotrasportatore. E ora veniamo al bilancio della Corte dei Conti segnato dall'emergenza Covid, recuperati 1,6 milioni di euro nel 2020 e c'è anche il caso che è arrivato in aula dell'infermiera che faceva finta di vaccinare i bambini. Sentiamo. La Corte dei Conti non potrà intervenire fino al 31 dicembre qualora emergessero casi di colpa grave, ma solo dolo. La denuncia del presidente della sezione giurisdizionale regionale Paolo Simeon, il quale boccia la scelta nazionale di non punire eventuali errori vista l'emergenza pandemica. Una decisione, spiega Simon, che comprendo nel caso del commissario di chi è in prima linea, un po' meno per altri settori. Il presidente ha evidenziato il ruolo fondamentale della Corte dei Conti invece nella corretta gestione del Recovery Fund. Il procuratore Tiziana Spedicato ha invece evidenziato il grande rapporto di collaborazione tra gli enti della regione. La pandemia ha fatto emergere anche il grande impegno e sacrificio di medici e sanitari. Entrambi hanno poi sottolineato la mancanza di personale, auspicando anche concorsi su base regionale. Nel 2020 sono state emesse 26 sentenze, attraverso le quali sono stati recuperati 1,6 milioni di euro. I casi più eclatanti: il docente universitario che svolgeva doppio impiego non autorizzato e il direttore di una delle agenzie fiscali regionali che aveva agevolato 2 imprenditori venendo condannato al processo penale e al risarcimento di 278.000 euro tra danno di immagine e tangenti. La procura ha anche quantificato il danno causato da Emanuela Petrillo, l'infermiera che fingeva di fare i vaccini. Nella citazione si parla di oltre 656.000 euro che la donna dovrà risarcire in caso di condanna. Atto di citazione da 218.000 euro a cui se ne aggiungono altri 404.000 per un primario di urologia e direttore del dipartimento chirurgico di un presidio ospedaliero della regione per aver effettuato 2.515 visite in regime privato senza avere le autorizzazioni. Massimo Marchesiello, il nuovo prefetto di Udine, lascerà a fine mese Gorizia e quindi si insiederà nel capoluogo friulano. Proprio a Gorizia si era occupato di emigrazione clandestina e gestione dei centri di accoglienza. A Gorizia arriverà Raffaele Ricciardi. Sentiamo. Come ha accolto questa scelta del governo per la nuova destinazione di Udine da Gorizia? Bene, ovviamente molto bene, perché già conosco il territorio in certi aspetti, certe dinamiche, certe situazioni, quindi è una scelta di cui il Ministero era consapevole e anch'io mi era stata già comunque anticipata e ovviamente ieri l'ho accolta con estremo favore e piacere. Territori simili in un certo senso Gorizia e Udine per quanto riguarda in quest'ultimo anno l'emergenza della migrazione. Sì, è purtroppo una tematica che stiamo imparando a conoscere già da diversi anni, ma che sicuramente si sta acuendo e quest'anno, infatti già in primavera, comunque potremmo o dovremmo anticipare delle mosse, delle situazioni che comunque sono immaginabili. Ne abbiamo già sperimentate l'anno scorso e ci sta che comunque vengano reiterate anche quest'anno qui. A quando l'insediamento? L'insediamento ancora non è stato precisato, ma penso entro la fine del mese, quello senz'altro. Adesso diciamo il tempo di finire e gestire alcune cose nel territorio di Gorizia e dopodiché sono pronto, sono anche abbastanza vicino a questo punto. Decisamente un artista incompreso, il writer seriale che ha imbrattato per 18 mesi mezza Udine, colpendo 90 volte. Nel suo garage la polizia ha trovato ben 50 bombolette spray di tutti i colori. Sentiamo. 90 scritte in città e finanche un canale social con le fotografie e i disegni con i quali nell'ultimo anno e mezzo ha imbrattato muri, vetrine e cassonetti di mezza Udine. È l'impresa di un giovane di 22 anni che è stato individuato dalla Digos della questura del capoluogo friulano e denunciato alla Procura della Repubblica. È accusato di imbrattamento aggravato. Nel garage della sua abitazione sono state trovate e sequestrate una cinquantina di bombolette spray colorate. Le indagini sul writer seriale, che ha precedenti penali per stupefacenti e per reati contro la persona e contro il patrimonio, sono cominciate nel
settembre del 2020, in seguito agli imbrattamenti subiti da 3 esercenti di Piazza San Giacomo. Durante la notte erano stati imbrattati con pennarelli e bombolette spray i tavoli, le tende, le serrande e i muri. Gli investigatori della Digos hanno scoperto che il giovane ha imbrattato di scritte edifici pubblici e privati, vetrine di negozi, cabine di energia elettrica, pensiline degli autobus, bagni chimici, cassonetti delle immondizie, una fontana pubblica, monumenti, istituti bancari, portoni d'ingresso, pannelli di copertura dei cantieri, cartelli stradali e garage. Fra gli episodi anche quello dello scorso settembre nei pressi della sede della Confindustria, quando oltre ad alcuni muri fu imbrattata anche l'auto di un istituto di vigilanza. Per questo episodio sono state denunciate 5 persone per violazione di domicilio e 3 anche per imbrattamento aggravato. Alessandra Ricchetti sarà la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali di Trieste. L'annuncio è arrivato stamattina nel corso di una conferenza stampa. Obiettivo di Ricchetti: una città capace di affrontare la transizione ecologica, che valorizzi i rioni e le imprese, capace di accogliere un turismo intelligente, consapevole della grandezza delle sue realtà scientifiche. Tra i candidati alla carica di primo cittadino del capoluogo giuliano c'è anche un udinese. Si tratta del vegano no mask e no vax, Ugo Rossi, esponente dei negazionisti friulani, che in questi mesi si è fatto conoscere per la sua attività di disobbedienza contro le restrizioni anti-Covid. Rossi si candiderà con la lista del Movimento 3V, Verità e Libertà, partito politico che vuole mettere al centro della sua azione politica il benessere e la salute dell'essere umano. Andiamo ora a San Vito al Tagliamento, nello stabilimento di Bormioli Pharma, che si occupa di contenitori in vetro a fini farmaceutici, pronte le fiale per un eventuale vaccino anti-Covid italiano. Andiamo a vedere. Nella possibile catena di produzione di un vaccino anti-Covid italiano alza la mano anche San Vito al Tagliamento, dove lo stabilimento della Bormioli Pharma, azienda emiliana con 1400 dipendenti e diverse sedi in Italia e in Europa, produce le fiale di vetro che potrebbero contenere le dosi. Siamo pienamente disponibili e pronti per supportare qualsiasi azienda che si voglia impegnare in Italia, ma non solo, anche in Europa, per la produzione del vaccino. La nostra capacità produttiva per i contenitori sono di circa 150 milioni, suddivisi in vetro tubolare, in vetro in borosilicato tubolare e in vetro in borosilicato da stampo. Bormioli Pharma metterebbe a disposizione anche l'esperienza acquisita con il proprio impegno sul fronte dei vaccini Pfizer e Sputnik. Abbiamo la possibilità di fornire anche le chiusure in gomma, che già forniamo per il vaccino Sputnik, e che produciamo presso lo stabilimento di Vasto, frutto di una recente acquisizione. Voltiamo pagina. Oggi Pierpaolo Pasolini, nato il 5 marzo 1922, avrebbe compiuto 99 anni. Casarsa e il Friuli guardano già le celebrazioni per il centenario, quando il distretto culturale pasoliniano potrebbe diventare realtà. 99 anni, tanti ne avrebbe compiuti oggi Pierpaolo Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922, ma è a Casarsa, il paese della madre Susanna Colussi, che Pasolini si è formato artisticamente, scrivendo le prime liriche in friulano, gli esordi teatrali, nel romanzo Il sogno di una cosa, prima di scappare a Roma, la città eterna, dove sarebbe diventato uno dei più importanti uomini di cultura, trovando però la morte il 2 novembre 1975, assassinato sul Lido di Ostia. Ma con oggi scatta anche il countdown verso il centenario, che Casarsa vuole celebrare in grande stile. Siamo impegnati in questo progetto che si va ora delineando con collaborazioni a tutto tondo tra gli enti locali della nostra regione, con la regione. Per le celebrazioni è stato sottoscritto anche un accordo tra il Centro Studi Pasolini e la Fondazione Pordenone Legge e nell'occasione anche il distretto culturale pasoliniano, di cui si parla da tempo, potrebbe diventare realtà. Va pensato, va ideato da parte dell'assessore regionale. C'è sensibilità verso questo tema e ne siamo ben felici. Speriamo che il centenario possa concretizzarsi anche in questo passo importante. Il mondo dell'archeologia e della storia dell'arte antica piange la scomparsa avvenuta stamattina a Roma, a 86 anni, del professor Paolo Moreno, friulano, grande studioso, instancabile divulgatore, a cominciare dalle numerose e interessanti attribuzioni e identificazioni da Fidia a Pressite del Vecchio fino all'enorme contributo sui bronzi di Riace.
Proprio sulle meravigliose statue scoperte per caso nelle acque calabresi, il Moreno concentrò a lungo i suoi studi. Nato nel 1934 a Udine, dove ha iniziato gli studi classici al liceo ginnasio statale Jacopo Stellini, si laureò in archeologia cristiana con Adriano Prandi alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari. E oggi è stato salutato anche per l'ultima volta Alba Guerritore, una delle pionieri di Telefriuli, morta a 83 anni. Per 20 anni ha fatto parte della grande famiglia della nostra televisione dai suoi inizi fino al 2000, ricoprendo incarichi di responsabilità nell'organizzazione dell'emittente. La vogliamo ricordare così, sempre sorridente e disponibile con tutti, come l'abbiamo vista in occasione del 40ennale di Telefriuli nel 2018 in una puntata di Elettroshock. La mia avventura è iniziata nel 1981 e sono stata per 20 anni. All'inizio ero il centralino io, sono stata 6 mesi, però allora io già avevo 40 anni ed erano tutti giovanissimi loro, ventenni, poco di più, tutti ragazzi. Per quello è mamma Alba, perché ogni problema, ogni delusione amorosa fa conto. Uno piangeva, quell'altro era preoccupato e arrivavano da me a dirmi le loro, veramente è vero, i loro pensieri. Ingegner Cossio insisteva e mi dice: ma signora, lei cosa sa fare? Mi ha messo ai programmi e quindi facevo il palinsesto, poi avevo la responsabilità dei tecnici, quindi di tutti gli operatori esterni e interni, e facevo gli orari degli operatori e anche dello studio, quindi gli appuntamenti. Ho avuto un lavoro oneroso. Tra pochi minuti Sport FVG, nei dilettanti l'eccellenza torna in campo ad aprile ma non ci saranno retrocessioni, poi Gotti e Tesser presenteranno gli impegni di domani di Udinese e Pordenone rispettivamente contro Sassuolo e Monza, e poi si parlerà anche dei 2 bronzi nel biathlon. Tra pochi minuti anche l'appuntamento con Screenshot, si parlerà invece delle dimissioni di Zingaretti del terremoto nel PD, ospiti e collegamento con Ettore Rosato di Italia Viva, Furio Onsel, consigliere regionale, il segretario del PD regionale Cristiano Sciauli. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, buona serata.